Ben ritrovati con Verona Economia. Restiamo su temi di attualità, ma ci spostiamo a San Martino Buonalbergo. Andiamo a vedere due specifici temi che riguardano il paese. Partiamo da una iniziativa importante per la cittadinanza. Ci sono 8 nuovi alloggi in affitto per i residenti. Andiamo sul sito deliverona.it, eccolo qui. C'è un bando che scade il 28 febbraio per presentare domande di locazione per 8 appartamenti assegnati prioritariamente ai residenti a San Martino. Ne parliamo con il vice sindaco del paese di San Martino Buonalbergo. Abbiamo con noi questa sera Mauro Gaspari. Buonasera. Buonasera a voi e ai vostri ascoltatori. Ecco, questo bando di Ater è un sollievo importante per la cittadinanza. Quali sono le necessità anche a livello residenziale nel vostro territorio? Beh, è una ottima notizia per il nostro territorio. Devo dire che dobbiamo ringraziare Ater, in particolare il presidente Matteo Mattuzzi, perché si è attivato da subito per rendere disponibili queste abitazioni. E il nostro territorio è un territorio che da un punto di vista urbanistico negli ultimi anni si è sviluppato molto, però diciamo che mancava qualche appartamento di questo tipo, qualcosa che riuscisse a intervenire proprio per venire incontro a determinate esigenze come quelle che poi sono quelle presenti nel bando che è stato redatto da Ater, che prevede appunto la priorità per i residenti nel nostro comune, San Martino, ma tutta un'altra serie di criteri, come ad esempio la presenza nel nucleo familiare di malati terminali o di portatori di handicap, persone con età superiore a 65 anni, giovani coppie o famiglie monoparentali. Da questo punto di vista diciamo che è una boccata d'ossigeno importante e sicuramente è una collaborazione questa con Ater destinata a proseguire, perché sul nostro territorio ci sono altri edifici già abitati che però saranno destinati a delle ristrutturazioni e quindi c'è un'attenzione da parte di Ater nei confronti del nostro territorio molto importante e li ringraziamo. Assolutamente, poi in un periodo come questo di difficoltà economiche, ma ovviamente anche quelle date dalla pandemia degli ultimi 2 anni, un intervento che va a incidere nel sociale come la casa, che è uno dei primissimi beni necessari per le famiglie, è sicuramente un bel aiuto, un bello stimolo. Poi Ater faceva notare anche che si rischiava di perdere un contributo ministeriale da oltre 1 milione di euro, quindi anche qui investimenti invece non persi ma ben spesi e rivolti alla cittadinanza. Quindi una bella notizia per San Martino. Un'altra bella notizia è quella che arriva invece dal piano regionale dei rifiuti, dove si dice che non ci saranno ulteriori inceneritori in Veneto, fra cui ovviamente la preoccupazione, il tema per la zona a est-sud-est di Verona è quella di Cadelbue. Quindi anche questa un'altra bella notizia per San Martino. Lei, vice sindaco, ha sempre seguito questi temi. Come ci siamo arrivati a questo punto? Sì, è una notizia che auspicavamo, è una notizia che abbiamo sempre, diciamo, inseguito, nel senso che noi è da quando ci siamo insediati nel 2007 con l'allora sindaco Valerio Vesani e con la collaborazione degli altri comuni, San Giovanni Lupatotto e Zivio, che ci siamo battuti contro l'inceneritore, non tanto per l'inceneritore in sé, ma perché noi in più di un'occasione abbiamo dimostrato ad AGSM e al Comune di Verona nel corso degli anni che l'inceneritore non serviva, che si doveva invece percorrere la strada di una raccolta differenziata spinta e noi abbiamo sempre proposto che Cadelbue diventi un polo di recupero e lavorazione dei rifiuti. Mi sembra che si stia andando in questa direzione, per questo, oltre alla soddisfazione per il fatto che l'inceneritore sia stato tolto dal piano regionale rifiuti, c'è anche l'ottimismo, perché vediamo che si sta andando verso quello che negli anni scorsi chiedevamo
attraverso il sindaco Vesani, il sindaco attuale De Santi, ma insieme agli altri comuni, Zevio e San Giovanni, che con noi si sono sempre attivati non solo per dire di no all'inceneritore, ma anche per proporre qualcosa di alternativo. Noi abbiamo commissionato anni fa anche degli studi alla scuola agraria di Monza per dare delle alternative concrete e serie ad AGSM. E, insomma, alla fine questa costanza direi che ha pagato e siamo riusciti ad arrivare a un risultato importante, grazie anche, insomma, delle azioni concrete, perché ricordo sempre che uno degli slogan da parte nostra era 80% di raccolta differenziata, così si spegne e cade il bue. E effettivamente siamo arrivati ad entrambi gli obiettivi. Noi nel 2007 eravamo al 57% di raccolta differenziata, oggi siamo all'81% e cade il bue. Effettivamente l'inceneritore cade il bue è stato tolto dal piano regionale rifiuti, e aggiungo anche che proprio da San Martino era partita la proposta e poi portata in consiglio regionale dall'allora consigliere regionale Montagnoli, di mozione proprio poi votata a maggioranza dal consiglio regionale, che diceva appunto di togliere l'inceneritore di Cadelbue dal piano regionale rifiuti. Dopo quasi 10 anni siamo arrivati al traguardo, l'obiettivo, un grande risultato ottenuto anche grazie magari a chi non c'è più, magari va ricordato, come ad esempio il nostro sindaco Valerio Vesani, che aveva creduto molto in questa battaglia. Ecco, quando poi si parla di inceneritori, ovviamente anche la cittadinanza si preoccupa, e immagino anche negli anni scorsi siano state importanti anche le pressioni verso le istituzioni, e però dall'altro parte, giustamente diceva lei, non è solo un no all'inceneritore, è anche un sì a un certo tipo di evoluzione del percorso dei rifiuti. E quelle percentuali che diceva lei, insomma, giustamente si fanno con una buona amministrazione, ma si fanno anche se c'è una sensibilità del cittadino. Lei, da assessore anche all'ecologia, la vede questa sensibilità nei cittadini oggi, che si parla tanto di transizione ecologica, di rispetto dell'ambiente? I cittadini poi la fanno questa divisione dei rifiuti? Beh, diciamo che se siamo arrivati all'81%, è chiaro che da parte dei cittadini c'è una grossa collaborazione. Tra l'altro San Martino è stato uno dei primi comuni della provincia a partire con la raccolta differenziata verso la fine degli anni 90, e quindi diciamo che è un tema assodato. I cittadini vedono ormai la raccolta differenziata come una cosa normale. Diciamo che fa scalpore quando c'è qualcuno che non la fa, più che Certo. chi la fa, ecco. E tra l'altro abbiamo anche visto che negli ultimi anni l'aumento di percentuale di differenziazione ci ha consentito di non aumentare la tariffa rifiuti, perché oltre a non essere aumentata, ad esempio l'anno scorso è calata del 5%. Quindi finalmente, dico, dopo anni in cui magari non aumentava ma nemmeno diminuiva, siamo riusciti anche a far vedere un piccolo segnale, a dare ai cittadini un piccolo premio, insomma, per l'impegno che ci mettono. Ecco, anche questo è importante, vedere poi un riscontro concreto. Allora ringraziamo il vice sindaco di San Martino Buonalbergo, Mauro Gasperi, per essere stato Grazie con a noi voi. questa sera. Un augurio a lei e ai suoi concittadini per una buona raccolta differenziata, anche, che insomma è sempre importante per l'ambiente. Grazie di nuovo e buona serata. Grazie a voi. Arrivederci. Si chiude questo secondo blocco di Verona Economia per questa sera. Vi lascio di nuovo a un inframmezzo musicale, poi torniamo come sempre.